Benvenuti e buona domenica, oggi è il 30 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:32, la luna si leva alle 21:05 e cala alle 8:12. Oggi si celebra il beato Alfredo Ildefonso Schuster. Il nome Alfredo ha origine tedesca e significa nobile e saggio nella pace. Il 30 agosto è la giornata internazionale dei desaparecidos e delle vittime di sparizione forzata. Utilizzata dai governi come strumento di repressione per eliminare gli oppositori, questa tragedia riguarda ancora oggi decine di migliaia di persone. Dal 1980 l'ONU ha registrato oltre 50.000 casi, ricordandoci l'importanza di non dimenticare e di chiedere sempre verità e giustizia. Sono 54 le candeline per l'attrice americana Cameron Diaz. Dopo l'esordio da modella entra nell'Olimpo di Hollywood recitando in pellicole di culto come The Mask, Da zero a mito, Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary e Charlie's Angels. Nel 2018 si è ritirata temporaneamente dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia per poi ritornare protagonista sul set. Festeggia 50 anni anche la conduttrice televisiva ed ex modella italiana Eleonora Casalegno. Voto nolto del piccolo schermo fin dai primi anni 90, ha condotto programmi di successo tra cui Pressing al fianco di Raimondo Vianello, Mondo Underground, Tribe, Generation e Scherzi a parte. Ed infine tanti auguri all'ex tennista americano Andy Roddick che oggi compie 44 anni. Stella del tennis mondiale, vincitore di US Open 2003 e numero 1 del ranking ATP nei primi anni 2000. Attualità, politica, spettacolo e tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il successo del Late Show with David Letterman, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS. Il programma è andato in onda per la prima volta il 30 agosto del 1993 negli studi dell'Ed Sullivan Theatre di Broadway. Sapete cos'è il metamerismo? È quel fenomeno per cui a casa siete convinti di aver abbinato scarpe e borsa dello stesso identico colore, ma poi alla luce del sole vi accorgete che sono due sfumature diverse. La spiegazione è semplice. I materiali reagiscono in modo differente al tipo di luce che li illumina. La luce artificiale della stanza infatti inganna i nostri occhi, facendoci sembrare uguali due colori che alla luce naturale del giorno rivelano le loro differenze. Buona domenica e benvenuti al nostro appuntamento con le stelle. Agosto sta per salutare, regalandoci una giornata ideale per tirare le somme, riposare e goderci gli affetti più cari. Vediamo cosa dicono gli astri per oggi. Ariete. Una domenica dinamica. Avete ancora molta energia da spendere. Assecondate la voglia di stare all'aria aperta, fare sport o improvvisare un'ultima scampagnata estiva in buona compagnia. Toro, parola d'ordine della giornata. Relax assoluto. Bandite ogni pensiero legato al rientro o alla pianificazione della settimana e concedetevi il lusso di far scorrere il tempo lentamente. Gemelli. Siete carichi di entusiasmo, ironia e calore. Ottima giornata per stare in mezzo alla gente, ridere con gli amici di sempre o, se siete single, approfondire una simpatia nata di recente. Cancro. Sentite il bisogno di ritagliarvi un piccolo angolo di pace tutto vostro, una spiaggia tranquilla, una buona lettura o una passeggiata al tramonto faranno miracoli per il vostro umore. Leone. Sarete i veri animatori di questa domenica. La vostra solarità è contagiosa e saprete portare allegria, calore e ottimismo ovunque decidiate di trascorrere queste ore di festa. Vergine. È il momento di mettere da parte la razionalità e i troppi calcoli mentali per il futuro. Ascoltate di più il cuore e lasciatevi andare a un gesto spontaneo verso chi amate. Bilancia. Una splendida armonia avvolge la vostra vita sentimentale. Sfruttate questa domenica per fare progetti romantici o semplicemente per godervi la totale complicità con il partner. Scorpione. Sarete particolarmente magnetici, affascinanti e un pizzico misteriosi. Qualcuno cercherà di leggervi dentro, ma svelerete i vostri pensieri più intimi solo a chi merita davvero.
Sagittario. La luna vi regala un grande senso di libertà e ottimismo. È la giornata perfetta per rompere la routine, esplorare un posto nuovo o fare qualcosa di insolito e stimolante. Capricorno. Ottimo momento per rigenerarsi in vista di un settembre ormai alle porte. Dedicate la serata a una cena tranquilla, staccate la mente e circondatevi solo di affetti sinceri. Acquario. Siete aperti al dialogo e all'ascolto. Se c'è stata una piccola incomprensione nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste e la dolcezza necessaria per fare pace e sorridere. Pesci. Una domenica magica, sognante e super romantica. Sarete guidati da una fortissima intuizione. Fidatevi delle vostre sensazioni profonde. Vi porteranno esattamente dove volete essere. Buona domenica di cuore a tutti. L'appuntamento con l'oroscopo quotidiano torna domani per iniziare insieme l'ultima settimana del mese. Ai mondiali di atletica leggera di Tokyo, lo statunitense Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8,95 m. È il 30 agosto del 1991, 35 anni fa. Un primato straordinario che ancora oggi resta imbattuto. Immaginate di essere ad una riunione di lavoro dove si sta discutendo di una questione particolarmente complessa. Dopo un po' di dibattito e discussioni, uno dei vostri colleghi pronuncia una frase chiave che risolve il problema. Tutti si rendono conto che ha colpito il bersaglio ed in inglese si direbbe proprio hit the nail on the head. Tradotto letteralmente colpire il chiodo sulla testa. Jean Seberg, grazie a Jean-Luc Godard, raggiunge la fama internazionale nel film Fino all'ultimo respiro con Jean-Paul Belmondo. Negli anni 70 è all'apice della sua carriera recitando accanto a grandi di Hollywood come Burt Lancaster e Clint Eastwood. A Los Angeles conosce Romain Gary, scrittore e ambasciatore francese con cui inizia una passione travolgente, nonostante entrambi siano già sposati. La sua attenzione per la causa antirazzista delle Black Panther attira l'attenzione dell'FBI che inizia una campagna di diffamazione e discredito ai suoi danni. La pressione e le persecuzioni minano la sua salute mentale portandola a sviluppare deliranti idee paranoiche e a tentare più volte il suicidio. È nel 1979 che all'età di 40 anni Jean Seberg viene trovata morta in un'auto a Parigi in circostanze misteriose. Anche l'ex marito Romain Gary si toglierà la vita un anno dopo. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. L'unica cosa che dura tutta la vita è la vita, il resto è sempre precario, instabile, fugace. E quindi vivete la vita appieno iniziando oggi a fare qualcosa che vi faccia stare bene e che vi renda felici. Io vi aspetto qui, mi raccomando non mancate l'appuntamento di domani con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.